Presidio della CGIL padovana all'ingresso dell'ospedale di Cittadella. Flash mob del personale sanitario per chiedere un piano straordinario di assunzioni. La CGIL si sta battendo per l'acquisizione di personale. Vogliamo che la graduatoria di azienda zero degli infermieri venga subito attivata e che gli OS vengano assunti dalla graduatoria in essere, perché se no chiuderanno altri reparti. Cosa faremo per il piano ferie? La carenza di personale è diffusa in tutti i reparti, dicono i rappresentanti dei lavoratori. La necessità è quella immediata di assumere altro personale. Io lavoro in radiologia siamo senza medici, noi non riusciamo più a garantire ad esempio le risonanze, le TAC per gli esterni e a fatica anche le ecografie. Noi sappiamo che la crisi, la mancanza di personale di tutte le figure è una crisi generale, ma è una crisi molto più forte in Eugania e diciamo drammatica a Cittadella. Mancano tutte le figure, dagli OS agli infermieri, amministrativi, tecnici di laboratorio analisi, tecnici di radiologia e i medici. La CGIL chiede anche il rinnovo del contratto della sanità con un aumento adeguato a quella che è l'inflazione. E come funzione pubblica CGIL abbiamo deciso di non firmare per il momento perché vogliamo che il governo metta più risorse, perché oggi con un incremento del 6% non siamo in grado di soddisfare quello che è il potere di acquisto, perché oggi l'inflazione si aggira intorno al 16,5% e avremo un segno meno del 10,5% come rinnovo contrattuale per i lavoratori della sanità. Dopo tutto quello che hanno subito, noi riteniamo che non si meritano questo tipo di rinnovo contrattuale.